è alquanto imbarazzante e devo dire che non lo è, lasciamo perdere l'ipocrisia, no? Non lo è solo per la controparte, perché Salvini ne è una vittima, cioè abbiamo visto tutte le chat, io non faccio l'avvocato difensore di nessuno, però è innegabile che lui sia vittima di questa specie di congiura. Dall'altro quantomeno di argomentazioni che non sono fuori luogo rispetto peraltro a un esponente politico che è democraticamente eletto dal popolo. Così il presidente Zaia interviene sul caso del PM romano Luca Palamara e delle intercettazioni telefoniche che coinvolgono anche il leader della Lega Matteo Salvini in merito alla vicenda della nave Diciotti. In questa vicenda, spiega il governatore del Veneto, c'è un'altra parte lesa. Che è quella dei magistrati per bene, che non sono la stragrande maggioranza. Perché è bene ricordare che la generalizzazione sia sui politici che sui magistrati fa male al paese. Zaia invoca un'alleanza tra la politica sana e la magistratura sana perché ci sia, continua, una leale collaborazione tra istituzioni. Poi plaude all'intervento del capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha espresso grave sconcerto e riprovazione per quanto accaduto. Il Presidente della Repubblica ha parlato di una degenerazione del sistema correntizio e l'inammissibile commistione tra politici e magistrati e ha chiesto una riforma del CSM e del suo regolamento interno. Penso che il capo dello Stato abbia esercitato i suoi poteri. Ben venga questo intervento. Io non faccio il catastrofista, ma è pur vero che quelle cose che abbiamo letto e quello che è accaduto non è da paese civile. Non è che c'è una casta da difendere, ci sono anche i cittadini di mezzo, perché una chat può esserci per un politico, ma può esserci anche in maniera preoccupante per un cittadino. Salvini oggi è parte lesa, il Presidente della Repubblica ha dimostrato assoluta imparzialità e ha dimostrato di fare il Presidente della Repubblica.